minuto per la vita. Alle 10 in punto di ogni mattina, a partire dal 31 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza coronavirus, il centro servizi Sant'Antonio Abate di Alano di Piave si ferma per un minuto ascoltando le note dell'inno di Mameli. Una manifestazione questa nata dall'iniziativa di UNEBA Veneto, una longeva organizzazione di categoria del settore sociosanitario, assistenziale ed educativo. Il 31 marzo, con il calore dei primi raggi di sole primaverile, si sono quindi raccolti nel giardino della struttura alcuni dei tanti dipendenti e ospiti del centro servizi di Alano di Piave, per ricordare nel silenzio e nel canto che la vita va difesa fino alla fine e che i nostri anziani non autosufficienti e accolti nelle strutture sono fragili e vanno tutelati oggi più che mai. Inoltre, la presenza del parroco di Alano di Piave, Don Francesco, ha permesso la riflessione spirituale e la benedizione dell'iniziativa che si protrarrà per tutto il periodo emergenziale. L'invito al minuto di silenzio è rivolto da UNEBA anche ai familiari e ai volontari, seppur dalle loro case, visto che l'epidemia ha costretto le strutture a chiudersi al proprio interno, mettendo sulle spalle degli anziani anche il peso della distanza dai propri cari. Tramite la manifestazione, infine, tutto il personale del centro servizi ha espresso il proprio affetto e la propria dedizione quotidiana alla cura degli anziani, per far sentire ogni ospite amato e meno solo.